Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, prima di cominciare volevo salutare tre amici appassionati del canale che mi seguono, il grande Matteo Longato, Giorgione e Alessio. Vi saluto ragazzi e mi scuso se non posso rispondere su Facebook sempre, sul profilo mio, quello diciamo personale, però tanti impegni, poi anche col lavoro sono arrivate anche bellissime notizie, promozioni, robe così, nel senso comunque miglioramenti lavorativi, quindi è chiaro che adesso l'impegno dal punto di vista lavorativo è sempre più alto. È chiaro che non mancheranno mai video su YouTube, però purtroppo proprio quando arrivo a casa stanco la sera mi rilasso e ciao, proprio magari mi sparo un video o due di notte e magari mi guardo un film, non lo so, insomma altre cose che magari non si possono dire sul tubo. Comunque saluto questi tre ragazzi, ancora Matteo, Giorgione e Alessio, ringrazio proprio per il supporto come tutti i comediani. Lazio-Verona, il derby fascista probabilmente, e va bene, livello di difficoltà campione, quindi torniamo a campione per queste ultime partite, così vediamo un po' come siamo lì, perché chiaramente adesso, visto che a livello esperto comunque me la cavo ormai bene, e quindi adesso voglio andare sul campione e farmi il culo, così mi diverto di più, perché lo sapete, io amo giocare insomma con livelli difficili, o quantomeno difficili per me, così da divertirmi. Ciao Caressa. Ciao a tutti, è sempre un'emozione assistere a una partita in questo stadio. Per la partita di oggi si affrontano Lazio ed Hellas Verona. Dai, no, schizza. No, non possiamo fare questi passaggi con sta pioggia, però. Occupa una posizione sicura a metà classifica. Ora puoi giocare senza pressione, puntando a ottenere qualche buona vittoria per chiudere nel migliore dei modi. Madonna, che Bergomi, ragazzi, un Beppe che domina, Beppe domina. Devo continuare anche in NBA, adesso fortunatamente. La palla viene deviata e inizia sotto la pioggia. Vai ragazzi, secondo tempo, primo tempo noioso, va una roba grande, poi la pioggia sta veramente rompendo le balle, la palla schizza e non riusciamo mai a fare un bel lancio, la palla proprio va. Campo di merda l'Olimpico, bene. Speriamo un secondo tempo positivo, perché veramente il primo tempo un sonno di proporzioni bibliche. Occhio. Ormai in zona d'attacco. Il portiere allontana il pugno. Splendida parata del portiere, mantiene il pareggio. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Occhio, ai, gol della Lazio, gol. Si fa sotto. Grande gol. Ma va. Vabbè, quantomeno la partita si è un po' ravvivata nel secondo tempo, però ragazzi all'Olimpico non è facile. Il Pume di testa. Ruba il tempo a tutti, ma mamma mia, per poco non dico che era gol, però. Molto bene, meritava maggior fortuna. Marchigno. Cambio in vista per la squadra di casa. Bravi. The fantastic Pume. It's fantastic. Romulu. No, di là, ma perché la... Vai che il come la prende, non ci credo. Don not parol puro, è sempre più puro il don not parol. Cavanda. Bella serie di passaggi. Perea. Occhio. Io sono stanchissimo, niente. Con la pioggia faccio fatica, però, per carità, ma anche adesso non mi ricordo se ho segnato con la pioggia. Però si stanca presto, dai che sarà una partita abbastanza breve questa, ahimè. Per la Lazio sarà corner. La vittoria è sempre più vicina, non bisogna però demordere, ecco perché è in arrivo una sostituzione. È intervenuto sulla palla dimostrando c'ho il livello campione comunque più duro, devo impegnarmi al massimo, non devo sbagliare niente, questa cosa non facile. Però giusto così, ho fatto la mia esperienza con livello esperto, adesso a bomba su campione. Un gol anche fa, attenzione alla Lazio, gol, mamma mia. Giustamente si dispera, era una buona opportunità. Sofferenze pure, entra Donadel, che ho letto che si è fatto anche lui il trapianto di capelli, ce lo aspettavo proprio da Donadel. Per Alfredson. La formazione di casa sta per apportare delle modifiche alla formazione. Passaggio sbagliato, palla fuori.
La stanchezza sta per affiorare, questo cambio serve a dare bravo alla squadra. la Verve. Vai Cube, il Cube. Madonna, sei un porco, sei un porco, guarda che fallo. Cartellino giallo in arrivo. Ammonito Cavanda, l'uomo dei capelli strani. Traversone preda della difesa avversaria. Di testa. Vai Cube. Bravo, dai. Vai di testa qualcuno, ma niente. Non impeccabile, ma efficace. Prova un tiro impossibile fuori. Ci ho provato, Fio, ci ho provato. Voglio trovare il pertugio. Un po' egoista veneziano, ma questo è il bomber, ragazzi. Un vero bomber non la deve passare mai. Questa è la mentalità comendiana. Infatti mi vogliono bene i miei compagni di squadra. La restituisce subito al compagno. Bello, questa è proprio un'azione tipica del Comenda rincoglionito. Una cosa un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Ma che cazzo di passaggi sono? Sì, però abbiamo giocato male oggi. Indipendentemente dal livello di difficoltà abbiamo giocato male. Passaggio fuori misura, fallo laterale. L'allenatore sarà sicuramente contento per come sta andando la partita. Una sostituzione però a questo punto dell'incontro è necessaria per non rischiare. Sì, Caressa, sì, bravo Fabione. Cavanda. Ah, però dai, cazzo, madonna. Ecco. Simula e vaffanculo. Adesso vediamo come ho perso 72-0. Partita un po' scialba purtroppo, però ci sta, ragazzi. Se segno sempre ogni partita e se vinco sempre, dopo mi annoio sinceramente. Vediamo. 3-0, perso bene, me la godo. Classifica siamo 11esimo, 44 punti. Mancano 2 giornate. Vabbè, raga, un saluto al comandone veneziano. Dopo queste 2 giornate vediamo insomma le trattative, vediamo di capire dove andare. E niente, poi ci saranno due partite a video. Raga, un saluto da Comendon. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.